Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Eccoci qua, grazie Natalia. Oggi parliamo innanzitutto di Gino Paoli che ci ha lasciato pochi giorni fa e della sua stranissima, originalissima vita in eco, cioè in ridondanza rispetto a tutto quello che ha cantato e anche alla sua carriera politica, che non è neanche da sottovalutare. Poi parleremo ancora della mostra Ortobotanico, che sta avendo davvero un grande riscontro nelle Marche settentrionali, grazie appunto, come vi dicevo, alla gestione di chi ha saputo rilanciare questa tematica delle erbe e del modo con cui gli erbari in età storica, 500, 600, 700, venivano trattati. Nella seconda parte noi approfondiremo una tematica che è stata rilanciata dalla rivista Storie in Rete. La rivista Storie in Rete non è più un mensile reale, perché non esce tutti i mesi in veste di rivista, ma esce con degli speciali. Tutti gli speciali sono interessanti per chi vuole vedere la storia da un altro punto di vista e non da parte del pensiero dominante, che spesso e volentieri è diventato farraginoso, ripetitivo e impantanato. Sicuramente va comprata questi speciali, vanno comprati perché ci raccontano, attraverso anche coraggiose epopee di revisionismo, ci raccontano come va rivista la storia, in questo caso il mondo della schiavitù, degli schiavi, che ci hanno sempre raccontato in una certa maniera, ma che proprio va rivisto alla luce di chi vuole veramente conoscere la storia come è andata e non la vulgata che spesso e volentieri ancora i libri di testo raccontano. I libri di testo scolastici tendono appunto in una maniera quasi ossessiva a raccontare. In ultimo, per ultimo, ma non ultimo nel senso di importanza, vorrei fare una riflessione, diciamo così, a freddo, su come sono andate a finire le questioni relative al referendum. Intendiamoci ancora una volta, io non parlo mai di politica, però noi dobbiamo cercare di capire, anche agganciandoci alla storia, che è sempre magistra vitae, non dimentichiamo maestra di vita, come e perché un certo tipo di mondo si è abbarbicato alle toghe dei giudici, dei magistrati e degli avvocati. Può essere utile una riflessione di questo genere per capire non solo la motivazione profonda di un esito francamente inaspettato, ma anche come poi nel futuro si potrà muovere un certo mondo che oramai ha fatto una scommessa con un destino, una scommessa con un destino storico, culturale e politico, che però secondo me lo porterà quel mondo lì ancora verso una forma di dissoluzione. Viene in mente l'opera grandiosa del famoso scrittore morto suicida Morselli di Varese, che aveva scritto Dissipatio HG. Dissipatio HG, cioè praticamente la fine del genere umano, humane generis. Quindi il genere umano finisce nella misura in cui, ovviamente è metaforico il discorso, non è che finisca dall'oggi al domani, ma fa una brutta fine, come dice qualcuno, no? L'Italia, il mondo, eccetera, fanno una brutta fine perché qualcuno ha deciso di giocare sporco, secondo delle arti sadomaso, che andremo appunto a capire meglio. Allora, Gino Paoli. Noi ci troviamo di fronte al trapasso di un personaggio molto importante, forse più importante di quello che a prima vista ancora appariva.
Noi siamo abituati a ragionare, sbagliando, su alcuni mostri sacri come Mina e Celentano, Gianni Morandi, ma in realtà Gino Paoli rimane, il punto di riferimento è rimasto sempre il punto di riferimento di un certo genere, la famosa scuola genovese, ma non è solo la scuola genovese, è un certo genere di romanticismo o neo-nuovo romanticismo anni 60, prolungatosi nel corso poi dell'esistenza con altre canzoni, altri testi, che ha generato una nuova scuola e un nuovo modo di pensare attraverso un'esperienza che è un'esperienza innanzitutto di tecnica classica nel cantare determinate canzoni. Io mi vorrei soffermare sulla vita di Gino Paoli, che non è stata breve, ma non è tanto l'aspetto temporale quanto la questione che lega ancora oggi Gino Paoli alla scommessa con la morte, e da una parte, e con la scommessa con un certo tipo di vita vissuta attraverso le sue esperienze con l'altro sesso, che è anche esso estremamente singolare e, come dire, originale. Allora, dobbiamo sempre tornare indietro nel tempo e raffigurarci quegli anni d'oro degli anni 60, quando appunto io ero un bambino, molti di voi erano dei bambini, dei ragazzini, qualcuno di voi non era ancora nato, ma i nostri genitori o gli amici dei nostri genitori, quando appariva Gino Paoli a metà degli anni 60 in televisione a cantare, una volta anche a Sanremo, ma più in generale così, voi sapete che una volta c'erano in televisione degli interessanti spettacoli che senza troppo chiasso presentavano a un certo punto le canzoni, le nuove canzoni dei vari cantanti, e il presentatore, che poteva anche essere già Pippo Baudo, ma non sempre lo era in grado di presentare le caratteristiche generali prima e poi appunto di introdurre il personaggio che, dotato di un bel microfono molto lungo e ben piantato, era in grado appunto di esprimere il meglio di sé. Per come me lo presentavano, guardate, diciamo, non è un aneddoto, una barzelletta o una stupida nota di cronaca. Per come me le presentavano, diciamo, quelli che allora consideravamo vecchi, consideravamo noi bambini, ragazzini vecchi, cioè genitori, zii, parenti, nonni, amici, lo vedi quello lì, ecco, adesso sta per cantare, quando appariva Gino Paoli, quello che si è sparato nel cuore, quello che ha tentato il suicidio. Era una marca infame, anche perché pesava ancora moltissimo la morale corrente, che è sempre valida, intendiamoci, ma allora suonava come una condanna a vita, cioè un personaggio del mondo dello spettacolo che si mette a spararsi perché non vuole più vivere, assume un alone sinistro, no? Come dire, una marca infernale. E certamente io non capivo, ero molto 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 piccolo, non capivo come faceva a rimanere quella pallottola nel cuore. E naturalmente temevo, ma anche tutti temevano, che prima o poi Gino Paoli fosse costretto ad abbandonare questa vita. E invece ecco la prima spada di Damocle. Cioè, ho voluto nel promo citare Paoli come le 1000 spade di Damocle. Lui ha vissuto con questa spada di Damocle, la pallottola nel cuore. Guardate che si tratta di un'immagine complessa,
non così banale nella sua tragicità. Il cuore era al centro delle sue canzoni, Senza fine, La gatta, Il cielo in una stanza, c'era sempre di mezzo il cuore. Certo, perché allora questa sorta di neoromanticismo rispetto al primo Novecento e all'Ottocento, molti cantanti, ma soprattutto cantautori, tendevano appunto a non parlare di vita sociale o politica, ma appunto di soli e puri sentimenti. Naturalmente l'ambientazione sulla riva del mare, e qui subito l'immagine delle sue ceneri che vengono sparse in mare a bocca d'asse, cioè nel quartierino che è stato alla base un po' di tutte le ispirazioni musicali, a volte anche pittoriche, del mondo genovese di quegli anni. Ecco, l'immagine appunto di quelle canzoni posizionate in maniera ripetitiva, ma dolcemente e suavemente ripetitiva, soprattutto il senso ultimo di quei giorni che passano lieti, no? Dice la canzone, in una cliché di abbandono, di languori dolcissimi, e quella pallottola nel cuore. Ecco, io ho sempre pensato una cosa, non so se alcuni ascoltatori hanno intercettato questa perplessità, ma quegli anni erano davvero così felici? Ma quegli anni erano davvero gli anni 60? Furono davvero così dolci, spensierati, dedicati ad un abbandono languido, dolce, niente affatto violento o troppo sensuale, alla dimensione più confortante dell'esistenza umana? Ma furono davvero così? O non furono forse, come dire, una prima scommessa col male? E in certe canzoni delle persone che ho anche citato, Mina, ovviamente, poi quelle scritte da Mogol, le prime di Battisti, siamo ancora negli anni 60, e le stesse di Morandi, Non son degno di te, eccetera, non erano forse anche un tentativo di reagire alla paura del male? Ecco, davvero, io mi sono chiesto negli ultimi 20-30 anni se le cose non si... Ecco, a proposito, diciamo prima la storia, poi la riprendiamo sullo schiavismo. Se le cose non sono andate in maniera leggermente diversa di quella che abbiamo immaginato. Questo perché quello che oggi noi stiamo vivendo, questa società dell'individualismo sfrenato, dell'affanno nevrotico, psicotico a sfondo ipersessuale, della guerra a pezzi, è pur sempre figlio o nipote di quel mondo là, perché in quel mondo là si ponevano le basi del consumismo, dell'arrivismo, di una forma di appartenenza, di possesso o di, come dire, eccessivo ottimismo materiale, che veniva ancora certamente parato bene, coperto, contraffatto da questa forma di spiritualità che sembrava qualcosa di straordinario dal punto di vista della sincerità. Già, ma l'essere umano è davvero così sincero? Non nasconde forse sempre un pizzico di menzogna? Ecco, torniamo a Gino Paoli, quella pallottola nel cuore. Lui ha sempre vissuto, ha vissuto fino a 92 anni con quella pallottola. Non era forse il segno, la cifra di una forma di contraddizione profonda, di crisi, di sbalordimento,
Che cosa non andava in quel mondo lì dorato? Che cosa non andava? Io ho appena sentito, come al solito ascolto tutte le radio possibili e immaginabili, sono un radiomane, ho appena sentito la storia drammatica dell'assassinio della Marchesa Casati Stampa, siamo alla fine degli anni 60, che furono il precipizio di quegli anni che consideriamo meravigliosi. Ma non c'era forse qualcosa di infido, di infernale in quegli stessi anni lì, dietro questa patina di spensieratezza? Ecco, la pallottola, perché uno arriva a suicidarsi? Che cosa non va in quel sistema, in quella gatta? E qui colgo l'occasione subito per trovare una liaison che ho sempre sentito molto tra Gino Paoli ed Eugenio Montale. È vero che Gino Paoli era di origine mezza istriana e mezza toscana, in realtà il papà era andato a vivere a Monfalcone, ma era di origine livornese, la mamma era comunque friulana o giuliana, adesso che qui è difficile andare a cercare le radici stesse, poi però si trasferirono da piccoli a Genova. C'era qualcosa in quelle canzoni e anche nel modo di porle da parte di Paoli della tradizione genovese letteraria. Ecco, io ho sempre detto ai miei ragazzi, non pensiate che la poesia che adesso io vi propongo, anche quella classica della letteratura italiana o delle lingue dialettali, sia così lontana dalla canzonetta, e viceversa, non pensate che la canzonetta, la musica leggera, non abbia quasi niente a che fare con la poesia. Ci sono dei forti legami, e sempre ho trovato in alcune poesie di Ossi di Seppia il capolavoro di Eugenio Montale, no? Pensate che Montale è poi alla fine il poeta più letto nel mondo, in lingua italiana più letto nel mondo assieme a Dante Alighieri, non stiamo parlando del signor Piripicchio. Quindi ho sempre pensato che le Ossi di Seppia fossero alla base di quel continuo colloquiare col mare, sapore di mare, sapore di sale. Ricorderete appunto il testo di Paoli, perché poi alla fine sì, noi stiamo ragionando di musiche, musichette, ritmi, ma dentro ci sono impastate delle parole che sono state scelte sulla base anche di letture o di tradizioni o di sentimenti. Allora, quando noi andiamo in Liguria ci sentiamo tutti un po' Eugenio Montale e Gino Paoli, ci sentiamo tutti Luigi Tenco, ci sentiamo, ecco qui arriviamo poi alla liaison tragica con gli altri morti, perché 4 amici al bar alla fine sono stati identificati Luigi Tenco, Fabrizio De André, lo stesso e Bruno Lauzi. Gino Paoli, siamo ai vertici della canzone leggera italiana. Di forte impegno, naturalmente, si è sempre detto. Quindi quello che voglio dire, si risente questo eco del rapporto straordinario col mare che aveva Gino Paoli. Il mare è al tempo stesso meraviglioso e mostruoso. Il mare raccoglie dentro di sé tutti i mostri possibili, gli abissi, che non sono le lontananze del cielo, dove brillano le stelle, ma sono, diciamo, i reconditi recessi marini dove abitano i mostri del male. Ecco il segno di una sfida che lui traduce corporalmente, ed è anche poi la cifra del suo successo, intendiamoci, è paradossale, ma io l'ho sempre detto, le persone che sono diventate più famose hanno scritto un certo patto col diavolo, se no non sarebbero diventate così famose. Ce ne sono tantissimi esempi, ma non voglio scandalizzarvi oltre ogni limite. Quindi quella pallottola in qualche modo
gli permette di essere decifrato, visto e amato come vittima, no? Come in qualche modo posseduto da un demone che gli permetteva al tempo stesso di cantare le più belle canzoni del mondo, ma dall'altra parte lo costringeva a vivere sul chi va là. Immaginatevi, scusate, una persona che ha la pallottola per cuore per 80 anni, 75 anni, che cosa fa? In che maniera può vedere il domani? Ecco, non perché poi dopo lui chiaramente ha fatto la sua vita, è diventato famoso anche per altri motivi, è stato ricordato adesso in Parlamento perché era un parlamentare del Partito Comunista, va bene, ma adesso la scelta non la stiamo a discutere, sappiamo benissimo che gran parte del mondo culturale e spettacolare italiano si è fregiato di quel blasone lì, falce e martello, sappiamo benissimo questo, non è questo che ci scandalizza, però è l'uomo nella sua essenza che ha portato avanti questo discorso. E poi le donne. E qui risaltano due donne, la Stefania Sandrelli, che è stata, non dimentichiamola mai, l'icona di quegli anni d'oro. Stefania Sandrelli, con tutti i film della commedia o della tragedia all'italiana. Un certo tipo di bellezza acqua e sapone si diceva, ma intrinsecamente più sensuali delle sensuali, delle sexy. Basterebbe poi vedere certi film che ha fatto in età più matura. E dall'altra parte Ornella Vanoni. Il rapporto con la Vanoni è sempre stato indecifrabile. Si erano veramente amati, congiunti carnalmente oppure no? E qui sta l'altro grande mistero, oltre alla pallottola appunto. La Vanoni poi muore, lui la raggiunge in brevissimi tempo, in pochi mesi, erano tra l'altro nati tutte e due in giorni contigui, ma questo è il minimo, e c'è poi tutto un trascinamento culturale, sociale. La Vanoni era quell'espressione, al contrario della Sandrelli, dell'opposto. Quindi le due donne, ancora una volta ritorna alla mia tematica sulla geminianità, le due donne erano l'una l'opposto dell'altra, sofisticata, appunto, in qualche modo profonda nella sua tristezza, nella sua melanconia, che anche lui viveva Gino, ma che appunto riceveva da questa musa continua. Quindi erano due muse in cui si è abbeverato naturalmente Gino Paoli per tutta la vita, e ci ha portato fino a questi ultimi giorni. 4 amici al bar, Tenco, sul quale torneremo presto, appunto Lauzi, grandissimo, Genova per noi, ricorderete tutti, e Fabrizio De André, Faber, uno dei vertici del cantautorato italiano. Ecco, 4 amici al bar non è rimasto nessuno, ma ciascuno segnati da una storia triste, ineffabile, contraddittoria, mostruosa. Il suicidio di Tenco era riuscito nel 67, pochi anni dopo il tentato suicidio di Paoli. Una scommessa con la morte, laddove la vita sembrava più forte, più bella, con le canzoni stesse di Tenco. A beffar del destino umano, vai in una certa direzione e in realtà raggiungi la direzione contraria. Lao Tse, il grande insegnamento del taoismo orientale, non dimentichiamocelo. Adesso il break, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.
e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. La mostra Orto Botanico sta avendo un notevole successo, l'avevamo citata la volta scorsa, a firma, abbiamo detto, di Aldo Tenedini, nel paesino di Candelara e nella sala del Capitano. Molti giornali già si sono interessati della faccenda, l'idea è stata estremamente originale, anche perché, diciamo la verità, le mostre classiche, adesso presto, grazie a pazienza, parleremo di quella su Van Dyck a Genova, parleremo di altre grandi mostre, sicuramente sono affascinanti, ben fatte, ben confezionate, epocali, però l'arte, e questo l'abbiamo imparato negli ultimi 50 anni, dico tutti l'hanno imparato attraverso le opere che sono state esposte, ma anche l'esito di alcune soluzioni figurative, neofigurative o astratte. Le grandi opere, le grandi mostre classiche, anche ovviamente dei rinascimentali, eccetera, eccetera, non esauriscono l'arte. Così come il concetto di cultura, anche il concetto di arte va a 360. E guardate che non sto facendo un discorso di sinistra, ma un discorso della destra più avveduta, più lungimirante. Cioè il mondo, l'intelligenza di sinistra riduce l'arte, facendone arte povera, o distruggendo completamente la forma, la riduce a qualcosa di antimetafisico. Noi la facciamo riguadagnare all'arte, noi pensatori di destra, facciamo riguadagnare all'arte un respiro di ampiezza e di comprensione delle varie vicende che animano il mondo, ma attenzione, partendo sempre dal basso, dal vero basso, che non è quello che gli intelligentoni di sinistra vogliono insinuare. Adesso arriviamo presto anche alla neo-iuscrazia. Allora, se io faccio una mostra sugli erbari, sull'orto botanico, e la cosa è venuta in mente appunto al caro collega amico Tenedini, che ne scova sempre una di nuova, io voglio far capire che cosa? Che, come dicevano certi pensatori, penso soprattutto a Luigi Pareison, che è stato un grandissimo filosofo piemontese, quando noi ci mettiamo a guardare il mondo, anche soltanto a collezionarlo, oppure a sottolineare come delle realtà anche naturali, come le varie erbe, possono assumere forme d'arte nella misura in cui riescono a soddisfare esigenze complete della vita umana, noi stiamo facendo intendere proprio questo respiro larghissimo dell'arte, cioè noi facciamo intendere che ciascuno di noi può essere artista. Non siamo, cioè voi capite che questo vale poi alla fine per tutto. Il mondo di sinistra ha creato delle nuove classi, cioè solo quelli che capiscono la verità possono essere artisti, fanno delle porcate ma sono dei veri artisti che hanno capito che la realtà è porca di per sé, capite? Questo è il ragionamento, scusate, la metto terra. Noi al contrario, ecco, con orgoglio da questo punto di vista, se mi seguite un poco, cerchiamo di intendere come
qualsiasi essere umano, nella misura in cui fa lavorare il cervello, ma lavorare veramente il cervello, può diventare artista, perché diventa appunto un costruttore di qualcosa. Ecco, questa mostra ha successo sulle colline pesaresi, questa mostra ha successo ortobotanico perché ci fa intendere come già da secoli il raccogliere le erbe, il catalogarle, cercare di capire il loro uso medicinale, ma anche il loro evolversi per tantissimi usi e sicuramente anche dal punto di vista estetico stretto, rappresenti una espressione del rapporto dell'uomo con la natura. Anche qui non basta dire la natura si sta decomponendo, va tutto male, che brutto che è diventato il mare pieno di plastiche. Cerchiamo di ragionare su come l'accumulo dell'esperienza delle generazioni umane ha permesso di rapportarsi sempre rispetto per esempio al mondo vegetale in modo da valorizzarlo e al tempo stesso utilizzarlo nella maniera giusta. Tra l'altro siamo anche in un passaggio epocale in cui la medicina è fortemente criticata. La medicina ufficiale è oramai fortemente criticata, quindi l'uso dell'erboristeria, se gestita con raffinatezza, profondità, come in tutte le cose, no? Se le cose le facciamo male non valgono niente. Se cerchiamo di capire veramente in maniera scientifica, e qui suggerisco non tutte le trasmissioni perché qualcuna non riesce, ma sicuramente alcune trasmissioni di Canale 17, è vero, che parla anche di queste cose alle 21, quasi tutte le sere. Cioè, se noi facciamo un lavoro ragionato, metodico, logico su come valorizzare l'erboristeria, ma noi siamo al tempo stesso artisti e risolutori pragmatici dei nostri problemi, senza ossessionarsi, senza diventare fanatici, gli estremismi sono tutti negativi. Non si tratta di fare una battaglia contro i medici che ti dicono curati con quella tal farmaco. Certo ci vuole anche il farmaco, nessuno sta dicendo non si tratta di fare la battaglia coi muri. Ecco, come rispetto i dialetti rispetto alla lingua. È ovvio che ci sono dei passaggi graduali della realtà. Nell'intelligenza umana e nella logica umana, quella di non contrapporsi in maniera tassativa si dice, ma cercando sempre di cogliere quello che è. Ebbene, molti giornali, ovviamente soprattutto locali, romagnoli, marchigiani e umbri, hanno notato come il lavoro che ha fatto Tenedini con la mostra ortobotanico è stato sottilmente arguto, perché lui ha capito che si trattava di dimostrare che già 100, 200, 300, 400 anni fa si lavorava bene nel catalogare e nell'esprimere il meglio e nel portare fuori la saggezza e la sapienza rispetto alla realtà, naturalmente. E tutto questo è un patrimonio preziosissimo, è un patrimonio che non vale meno dei quadri di Raffaello o delle esperienze di decostruzione della figura di Pablo Picasso, che per me non vanno in classifica a decrescere, perché comunque l'ho già detto, il mondo moderno ha le ragioni che il mondo antico non aveva, e via dicendo. Quindi ho voluto citare questo fatto. Poi passiamo alle riviste. Sempre il mio consiglio è di andare in edicola e, per quello che il vostro portafoglio vi permette, appunto fare man bassa. Qui non abbiamo più una rivista che si è chiusa ufficialmente come periodico, come praticamente mensile, ma è diventato un costruttore di speciali, ed è Storie in Rete. Gli speciali di Storie in Rete è uscito il numero 19,
che riporta maggio 2026, no, marzo-maggio, lo trovate già comodamente in edicola e ve lo ritroverete se non viene fatto fuori completamente, ma secondo me ne vale la pena veramente sbancare, cioè nel senso assediare le edicole per averlo, perché è un numero eccezionale, al titolo Schiavi, riporta in copertina appunto figure di schiave classiche, sottotitolo una tragedia millenaria e globale ridotta alla sola tratta atlantica per ottenere dall'Occidente risarcimenti stellari, ma le responsabilità sono state molto più ampie, dall'Islam agli stessi africani. Cioè, per moltissimo tempo che cosa ci hanno detto anche a scuola? Sì, dall'America partivano delle navi diciamo attrezzate apposta per andare a catturare in Africa tutti gli schiavi possibili e immaginabili, deportarli appunto in zone americane del sud, ma soprattutto del nord dell'America, e quindi creare quello che poi è diventato ufficialmente il fenomeno schiavistico. Questo numero di storia veramente vi spiega come invece non sono stati soltanto gli americani, quindi non c'è stata solo quella tratta atlantica, ma c'è stata una tratta del mondo asiatico che anche in nome dell'Islam, clamoroso, ha fatto schiavi un sacco di africani. Quindi che sono andati anche in Cina e Giappone, sono andati in paesi islamici, sono andati in India e quindi tutto questo fenomeno è stata una diaspora, una vera e propria diaspora, quella degli schiavi. Schiavismo il più becero possibile, naturalmente, laddove evidentemente per tutti i secoli che ha prosperato, sto dicendo ironicamente, infatti se andate a leggere il testo all'interno del numero che vi ho detto di storia di Enrico del Lago, la schiavitù fa bene a tutti, ecco, quindi c'era l'idea che i vantaggi della schiavitù fossero dimostrabili, chiaramente, soprattutto in confronto con le realtà industriali. L'articolo poi va letto, ripeto, non è possibile in pochi minuti raccontare tutto quello che c'è scritto, ma c'è anche un articolo confortante sull'Italia. Dunque, l'Italia, nella sua breve storia coloniale, ha avuto il merito di aver abolito la schiavitù. Ovunque è riuscita a piantare il tricolore, non solo spezzando le catene e sottraendo ai signorotti locali diritti di vita e di morte sugli esseri umani, ma perfino applicando norme giuridiche più avanzate di quelle che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro prevedeva e che le altre potenze mondiali avevano concepito solo a loro vantaggio. Interessante questo articolo, perché l'articolo è di Alberto Alpozzi, tutti interessanti storici che stanno rivisitando la storia in una nuova maniera. Interessante proprio perché, senza esagerare, però appunto viene dimostrato quanto quello che viene considerato colonialismo italiano in realtà non è mai stato nella sua essenza schiavistico. Qui, scusate la battuta, la ci vuole tutta, l'unico vero schiavista, cioè l'unico no, ma uno dei pochi veri schiavisti italiani fu un certo Giuseppe Garibaldi, vecchia querel che io impostai sul Padania tanti anni fa e che fece scandalizzare il Corriere della Sera. Ma in realtà noi sappiamo che davvero l'eroe dei due mondi, vero, in gioventù svolgeva senza nessun rimorso, senza nessuna remora, la famosa tratta degli schiavi. Quindi sì, poi dopo si sarà evoluto, dico un po' ironicamente. Vabbè, comunque non c'è nessun vecchio leghismo stupido in me, c'è semplicemente il riconoscimento della verità storica che deve tornare a galla assieme a tante altre cose che ancora vengono seppellite
ecco, sotto gli zerbini, come si dice, sporcizia sotto gli zerbini. È ora di finirla. Riviste come questa danno onore a chi appunto le scrive, le gestisce, e quindi devo scoprire che lo schiavismo è stato anche operato non solo dalla civiltà occidentale tout court, americana soprattutto, ma è stato operato anche dalle altre civiltà, ci permette di comprendere quanto appunto tutti siamo stati peccatori, nessuno senza macchia, e quindi non è che il mondo occidentale sia stato più cattivo degli altri mondi da questo punto di vista, e questo poi vale paradossalmente anche per episodi sicuramente di una totale infamia, riprovevoli e vomitevoli, come il caso Epstein. Però non so poi quanti casi Epstein ci siano in giro per il mondo che noi non sappiamo, cioè anche nel mondo orientale, nel mondo africano, eccetera, eccetera. Ecco perché il male poi si manifesta ovunque, non è che patrimonio soltanto di qualcuno anziché qualcun altro, come vorrebbero far credere certi personaggi alla page. La neo-iuscrazia emerge in una maniera forte e chiara questa nuova pagina del mondo di sinistra, la neo-iuscrazia. Cosa significa? Il nuovo potere del mondo dei magistrati, dei giudici e degli avvocati. Scusate, qui non si tratta di piangere e vomitare fiele perché è andato male un referendum. Qui si tratta di capire perché la storia sta andando in una certa direzione. A proposito di storia, storicamente il mondo della magistratura nel passato è sempre stato abbastanza asservito al potere. Mi viene in mente l'antica Roma, mi viene in mente tutte le rivoluzioni possibili e immaginabili, a cominciare dalla rivoluzione francese, dove sapete, insomma, si faceva consigliare da certi avvocati chi mettere sotto la ghigliottina. E mi viene in mente il mondo ovviamente dell'Unione Sovietica, di come venivano utilizzati. Però qui si sta andando oltre. Secondo me, attenzione, io non voglio prevedere il futuro, non ne ho le capacità. Secondo me la sinistra sta superando anche la fase delle rivendicazioni diritti in assoluto, per esempio mondo LGBT, pansessualismo, di rimessa, o altre realtà che sono legate più direttamente al mondo degli immigrati. Attenzione, la sinistra sta volando alto, vuole volare alto, ha trovato dei nuovi angeli custodi, i magistrati. Tutto parte certo da quel pool di mani pulite che ha visto trionfare un certo tipo di sinistra che godeva letteralmente e in senso sadico della fine di che cosa? Di un'epoca che era stata caratterizzata dal potere democristiano socialista. Quindi l'affossamento di Craxi, che non era esente da peccati, ci mancherebbe altro, nessuno lo vuole rilanciare, ma ecco, il mondo craxiano, il mondo socialista di allora diventava un po' il capro espiatorio. Parliamo degli anni 90, siamo negli anni 90. Lì nasce una nuova scommessa che è stata sotto traccia in questi anni e che adesso emerge in maniera strepitosa. Ma guarda, hanno pensato i soliti intelligentoni, no? Che guidano le masse abilmente come occulti manovratori. Ma guarda che noi adesso ci troviamo dei nuovi padrini meravigliosi, ma sì, che si incistano nelle istituzioni, capite?
Consiglio Superiore della Magistratura. Adesso vogliamo alto, non ci interessano più i sindacati, i sindacalisti, vedete come certe figure, non faccio nome, siano un po' la parodia di se stesso oramai di quel mondo lì. È finito da un pezzo il sindacalismo, ma sta finendo anche la rivendicazione LGBT, sta finendo l'immigrazionismo puro. Perché? Perché attraverso un marchingegno complesso ma feroce al tempo stesso sono stati trovati questi nuovi angeli custodi che sono destinati a guidare le masse verso la vera rivoluzione. Sì, perché che cosa hanno capito, come dice il nostro Giovanni Sallusti, lor signori? Lor signori hanno capito che c'è qualcuno al di sopra di ogni sospetto. Vengono in mente certi filmoni con Gianmaria Volonté del passato, al di sopra di ogni sospetto possono essere garanti, no? Di questa nuova liberazione che cantando Bella Ciao si riesce a prospettare per l'Italia, la nuova liberazione, la nuova ventata Antifa che è in grado di riuscire a far capire che il vero diritto non è quello borghese, è quello che deve favorire assolutamente l'insediarsi del mondo islamico in Italia, impedendo che alcuni personaggi, no, venuti da lontano possono essere inquisiti, colpevolizzati e penalizzati, per esempio. Ma questo è solo uno degli aspetti, perché la violenza matura sempre quando nascono delle idee feroci come questa che vi sto illustrando, capite? Cioè l'idea che lo ius, il diritto, ecco, abbia la possibilità di stare dalla parte della rivoluzione in maniera più chiara, più decisa, non come strumento nella rivoluzione francese e nella rivoluzione russa, ma come protagonista assoluto, come potere assoluto, la magistratura come potere assoluto. Vi rendete conto che mondo del cazzo che stanno creando? E mi fermo qui, perché ho solo voglia di piangere. Rimpiango quegli anni d'oro della pallottola nel cuore, dove i magistrati facevano il loro dovere, dove c'era qualcosa che soddisfava il vero diritto, perché qui, capite, è stato manipolato tutto quello che, partendo dall'illuminismo e da una lettura sbagliata di Manzoni e dei Promessi Sposi, per esempio, o di altri libri, ha portato a questa visione assolutamente sovversiva della giustizia, sovversiva del modo di intendere e di volere. Sapete quali sono i più grandi nemici dei giudici? I poliziotti. Rompono le balle, rompono le scatole, vanno eliminati, vanno fatti fuori i poliziotti. Ma vi rendete conto che progetto diabolico? E il mondo ecclesiastico, ma un certo Parolin, un certo Zuppi, come commentano? Adesso sì che si è capito l'Italia da che parte sta. Vergogna, vergogna, c'è solo da piangere. Perché sono stato in chiesa per tanti anni? Perché ho pregato Dio per avere questi risultati? Mi capite? Allora, questa è Radio Libertà. Parole libere che scorrono dal cuore, da quella pallottola che ciascuno di noi adesso, come Gino Paoli che se n'è andato nell'aldilà, ci sentiamo dentro quando guardiamo ai risultati dell'ultimo tentativo mostruoso di impossessarsi del potere da parte di lor signori. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte